l'immobilità delle cose si è sempre tradotta in una grande mobilità di genti. Gli emigrati rappresentano un'esperienza amara e un grande patrimonio umano. Chi di voi è stato a lavorare all'estero o al nord anche? No, al nord non sono stato, sono stato solo in Germania, no, sono stato. E cosa faceva in Germania? Lavoravo sotto la muratura, vicino a fare un certo blocco che facevano la casa montata, no. E quanto c'è stato? 12 anni. E quando è che è tornato? Sono partito nel 62. Dopo ho avuto una malattia alla mano, mi hanno dato una pensione a 60 anni e mi sono ritirato. Ma perché tornate al paese? Perché questo è il paese nativo, lì non avevamo a nessuno e siamo ritornati in paese nativo. Ma cos'è che vi piace della vostra terra? L'abitudine della nostra terra. In altri paesi non ci troviamo, no? Invece nel paese nostro, che è il paese nativo. Come? Noi stiamo più meglio da, quando ci andiamo in campagna, arrivavano alle 4, scapolavamo e andiamo a casa. Qua invece no, anche siamo pensionati, abbiamo un pezzetto di terreno e andiamo sempre in campagna, andiamo Che passatempo. a passatempo, sì, a passare tempo. La vostra generazione dove ha lavorato? Ha lavorato qua, ma poi se ne è andato tutti in Argentina, sono rimasto solo io e io pure ho dovuto emigrare in Germania perché qua non c'era niente da lavorare. Questa è la vita nostra che abbiamo fatto. Ancora oggi, non so, questi giovani vogliono ritornare perché non c'è lavoro nemmeno in Alta Italia. È vero, e se ne ritorno in casa nostra di nuovo. Ma la disoccupazione ce n'è abbastanza qua. Appena rimpatriato dalla Germania, siamo tornati qua, non c'era lavoro e tutti noi abbiamo cominciato a migrare di nuovo, chi in Venezuela, chi a qualche altra parte. Io sono ritornato di nuovo in Germania come gli altri miei amici. Adesso stiamo male perché non abbiamo il lavoro sulla nostra tricarica, questo è tutto. Perché i parlamentari non hanno messo nessuna fabbrica, i nostri giovani, grandi, se ne vanno, stanno studiando, ma noi poveri che gli diamo un po' di quella pensione e li sosteniamo allo studio, ma del resto qua, che cosa devono fare? Se ne vanno di nuovo, però in Alta Italia non c'è nemmeno lavoro, se ne ritornano qua e stiamo male. Voi avete coscienza di essere emarginati, dimenticati? No, perché non dimenticare? Loro hanno coscienza che non ci hanno dimenticato a noi, non noi. Noi siamo di questa terra. Io ho visto, sono stato in Venezuela, sono stato in Sudafrica, sono stato in tutta l'Africa del nord. E quindi, mai come là sono diventato civile e noi siamo andati in civile qui.